Ciao ragazzi, benvenuti a Malga Lessinia, uno degli emblemi della civiltà rurale della montagna veronese, la malga e soprattutto Omero Campedelli, il casaro. Pensate che quella attuale per lui è la 53esima stagione. Questa è la prima luce del giorno, ma per Omero il lavoro è iniziato già parecchio tempo fa, quando il sole non era ancora sorto, perché quello è il momento della mungitura. Dopodiché il latte viene trasferito all'interno della malga e lì comincia la lavorazione, la lenta lavorazione, nella quale Omero ripete i gesti che ha imparato dai suoi avi e che continuano ad avere una splendida attualità. Le mani, il rispetto dei tempi, la capacità di sentire il formaggio mentre si forma. Sono tutte cose che Omero ha imparato facendolo questo mestiere, perché questo è un mestiere che si impara soprattutto facendolo, come nel suo caso. Ed è questa, secondo me, la vera essenza del vero malgaro, quello che ha le proprie vacche, le alleva, le munge e lavora il latte. Considero Omero una vera e propria personalità nel suo mondo agricolo. Perché? Perché viene qui a Malga Lessinia da qualcosa come 53 anni, quindi più di mezzo secolo. E rispetta nel suo lavoro tutti i canoni tipici del magaro classico, quindi conoscere il territorio, rispettare i ritmi della natura, trasformare il latte, avendo le vacche qui al pascolo. E credo che sia l'unico nella montagna veronese a rispettare questi requisiti così come possono essere concepiti da un punto di vista prettamente rurale. E io per questo lo ammiro, perché per fare questo mestiere ci vuole una grande passione per i sacrifici, per gli orari, per la fatica, perché dal punto di vista dello spettatore tutto appare bucolico, appare bello, affascinante, ma vivere qui e lavorare qui è un altro paio di maniche. Se ci sei nato riesci ad interiorizzarlo e a portarlo avanti. Se lo vivi esternamente puoi fare il turista, ma quello che fa lui lo fa solo lui.